Allora, siamo sempre con il Presidente Salvagno. Presidente, la domanda terminale del messaggio, che però riassume tante altre mail che c'erano arrivate, per il settore vitivinicolo in genere sono previsti ristori? Che cosa si può dire al riguardo? Oppure voi state facendo un'azione nei confronti del governo per sollecitare qualcosa? Sì, noi abbiamo veramente creato tante proposte per alleviare quello che poteva essere queste perdite di esercizio. La prima è stata di quest'estate, che sono state portate avanti delle distillazioni volontarie sul territorio nazionale. Tenete presente che però da noi, in una zona così vocata, ad altissimo valore aggiunto per le denominazioni d'origine controllate, trova poca strada, perché è un peccato mortale andare a distillare delle qualità così elevate. Ecco, allora ben venga poter anche accedere a quelle che possono essere delle distillazioni per arrivare a creare il disinfettante, ma naturalmente cosa si utilizza? O si utilizza dei vini magari anche di scarto, o olivi che magari sono un po' guasti. Voglio ben sperare. Ecco, quindi altrimenti mio nonno si rovescia dalla tomba se sa che il vino buono viene utilizzato per questo. L'export non può sopperire in qualche modo? Ecco, assolutamente sì. Infatti una delle proposte importantissime che Coldiretti ha fatto è di cercare i nuovi canali di mercato, perché noi sappiamo che siamo fermi con l'embargo russo, che noi non c'entriamo niente con le liti che hanno Airbus piuttosto che, e quindi noi dobbiamo fare in modo di dover essere liberi di poter muoverci in piena armonia con quelli che sono i mercati. Quindi ben venga liberare la Russia in modo da poter entrare in un mercato importante, ben venga spingere molto sui paesi del nord Europa, dove sono dei grandi consumatori di prodotti italiani e lo apprezzano. Naturalmente una grande difesa di quello che è l'Italian sounding, perché teniamo presente che sono arrivati a più di 100 miliardi di euro di cibo falso all'estero, e quindi andare a fare in modo che il parmesan non sia copiato come il parmigiano reggiano e dire no, guardate che è un'altra cosa, e invece tantissime volte gli stessi importatori si muovono a dire il parmesan è una tipologia di formaggio sempre italiano, e invece no, non ha niente a che vedere, non ha né arte né parte di quello che è la nostra cultura, storia e tradizione italiana di saper fare carne, formaggio, olio, vino e pasta. Teniamo presente che nella pasta quanta pasta entra e quanta pasta esce sul territorio nazionale. Cerchiamo di diventare autosufficienti. Ecco, il discorso pasta è molto interessante, glielo chiedo adesso. Un attimo solo che leggo il messaggio che era arrivato poco fa, che giustamente i telespettatori chiedono che i propri messaggi vengano anche letti. Assolutamente vi sì. seguo sempre e vi ringrazio per gli argomenti che ci proponete. Basta Covid e viva l'agricoltura del Veneto, che ha delle eccellenze mondiali, indubbiamente. La pasta è un argomento molto interessante, perché siamo tutti quanti amanti. Ecco un altro messaggio: possibile pagare un litro d'olio in Veneto a 20 euro? Secondo me è un'esagerazione e molto marketing. Beh, lei è l'esperto in assoluto. Allora, è possibile? Sì, che caratteristiche deve avere? È possibile tanto quanto si può prendere una bottiglia di Amarone e spenderne 50. Ecco, allora quello che voglio dire, cerchiamo di non guardare l'aspetto mero del costo di prodotto. Cosa ci deve stare dietro un 20 secondo euro me di olio? Dietro a un olio ci sta, di questo tipo? Di questo tipo ci sta un lavoro veramente attento e minuzioso nella raccolta, nel non far cadere un'oliva a terra ma raccolta dalla pianta, lavorato entro le 2 ore al posto delle 24 ore. Sono delle piccole sfaccettature che creano dei prodotti di altissima qualità. Al che sapore che come sono? Diventano quasi più salutistici che alimentaristici, cioè quindi un prodotto che io voglio utilizzare nelle pappe del mio bambino
non mi interessa se mi costa 15 o 20 euro, perché ne metto talmente poche gocce e che è giusto che dia il meglio della sanità e della salubrità di un prodotto. Quindi ha dei principi organolettici particolari conservati? Assolutamente sì, perché tenete presente che le sostanze antiossidanti che ci sono all'interno del frutto fresco dell'oliva sono pari al latte materno, e quindi queste piccole particolarità, nel momento in cui i processi di ossidazione vengono avanti, si perdono, vengono svanite. Quindi questa ricerca all'esasperazione anche nel raccogliere dalla pianta, lavorato subito, immediatamente, confezionato sottovuoto, sono delle piccole sfaccettature che ma ne spendo anche 40 se posso, se ho l'opportunità. Magari ne metto poco, ma lo metto buono. Ecco, invece noi oggi cosa abbiamo? Abbiamo un paragone che l'olio non si può spendere più di 10 euro, ma perché? Il paragone qual è? Abbiamo degli oli che entrano su un mercato nazionale a 2,49 euro, e questi 2,49 euro è questi che non possono essere concepiti come oli extravergini. Cosa ci sta dietro, insomma? Naturalmente è veramente la tecnologia, il tipo di raccolta, la lavorazione. Non possiamo permetterci che l'oliva viene maltrattata e calpestata. L'oliva è un prodotto talmente sano che deve essere utilizzato quasi come una fragola, raccolta e consumata fresca. Ecco, e quindi questa è la differenza tra un buon olio e un olio di medio o scarso livello. Chiarissimo, almeno questo abbiamo delucidato. La pasta con farine provenienti da dove? Come si fa a capire, e che differenza c'è tra la farina che viene dagli Stati Uniti, grandissimi produttori, e quella dell'Est Europa, anziché quella italiana? Ci può essere scritto? Anche lì Coldiretti ha fatto un grande lavoro, per cercare di fare in modo che le varietà antiche dei nostri territori, e parlo di senatore Cappelli piuttosto che altre varietà, potessero trovare sviluppo su un territorio così magnifico come l'Italia. E quindi cosa bisogna fare? Bisogna cercare di puntare tantissimo sui grani antichi o sui grani del nostro territorio, far produrre di più il nostro territorio, e noi siamo in deficit come quantità di produzione. Ma perché? Perché ci siamo specializzati nell'ortofrutta, ci siamo specializzati nelle coltivazioni del bestiame. Dovremmo sfruttare e invece dobbiamo sfruttare, non ci deve essere un pascolo neanche a pagarlo oro o un abbandono di un terreno, ma deve essere coltivato a grano, frumento. Perché? Perché è un valore così inestimabile che il popolo italiano utilizza un grano importante, utilizza una pasta antica trafilata in bronzo, e quindi dobbiamo fare in modo che tutte le nostre terre, dal nord al sud Italia, siano coltivate come una volta. Io mi ricordo che a Belluno non c'erano tutti questi boschi che venivano avanti fino alla valle, ma erano tutti tappezzati di grani, di viti, c'era di tutto e di più. E quindi negli ultimi... Ma perché non conviene? Cos'è che perché? Perché oggi come oggi l'agricoltura è visto come un lavoro un po'... poco gratificante, forse. Ecco, invece dobbiamo far stimolare l'agricoltura e l'agricoltore, il giovane imprenditore, che diventi imprenditore di se stesso, e noi consumatori dobbiamo dargli la possibilità di avere un giusto reddito, perché altrimenti in montagna non ci rimane. Un allevatore che deve raccogliere il latte sabato e domenica compreso è un lavoro e un sacrificio importantissimo, ma quella malga lassù dove tiene quel latte sarà un formaggio buonissimo, quel latte sarà meraviglioso e noi glielo dobbiamo pagare. Ma che sto parlando di pagarglielo 20 centesimi in più, non sto parlando che deve costare, ha capito? Certo, assolutamente 100, sì. Ecco, quindi a volte delle piccole attenzioni servono per dare quel valore, quella soddisfazione anche a quell'agricoltore che si trova veramente in zone impervie e che fa bello il nostro paese. Allora, abbiamo la pubblicità, dopo pubblicità parliamo anche delle carni, appunto lei ha accennato il prodotto lattiero caseario, le carni, perché non accenniamo anche al latte se ci sono, come l'andamento, e anche altre questioni, tra poco.